Amici di Sportissimi, ciao da Salvo Geraci, siamo live dall'Antonino Licaoli di Piana degli Albanesi, provincia di Palermo e San Giorgio Piana Athletic Palermo, giornata numero 28 del girone A di eccellenza siciliana. Le due formazioni con il San Giorgio Piana in tenuta bianca, il 3-5-2 di Filippo Chinici con Sisè in porta, in difesa da destra verso sinistra Tricoli, Duli e Giorgio Chinici. A centrocampo Graci, Pace, Corso, Mattia Scalisi e Pane Bianco. In attacco Torres e Maltese. A disposizione in panchina Marino per la porta, poi Gaio, Miliziano, Pizzo, Alaimo, Visconti, Colicchia, Di Fatta e Graziano. Risponde l'Athletic Palermo in tenuta nera, 3-5-2 anche in questo caso per Filippo Raciti, Romano in porta, Crivello, Raimondi e Sangare in difesa, Birardi, Concialdi, Valenza, Mazzotta e Salazar a centrocampo, Mistretta e Spinola in attacco. A disposizione in panchina Di Carlo per la porta, poi Torres, Martignetti, Azzimatti, Insidis, Prezzabile, Calagna, Matera e Flores. L'arbitro della partita è Marco Ventrone di Roma 1, assistito da Pietro Fardella e Gaspare Piranio, entrambi della sezione di Palermo. Tutto sommato bel tempo oggi a Piana degli Albanesi, un po' di vento ma situazione godibile per questa terzultima di campionato, dove la capolista Athletic affronta il San Giorgio Piana quarto in classifica a meno 4 punti dal terzo posto occupato dallo Sciacca. Ultimi check in corso prima di iniziare, cambio d'orario ufficiale questo weekend, si parte alle ore 16 tranne qualche eccezione, tutti comodi e invece no, perché c'è la falsa partenza. Ora si parte per questo San Giorgio Piana Athletic Palermo, turno di campionato che è iniziato ieri con due anticipi, 2-1-1 tra Parmonval e Accademia Trapani e tra Castellammare e Folgore Castelvetrano. Questo pomeriggio alle ore 15 è iniziata Don Carlo Misilmeri Supergiovane Castelbuono con la Supergiovane avanti 2-0 grazie alle reti di Prestiani e Ronde. Alle ore 16 oltre a Piana Athletic sono iniziate o comunque stanno iniziando in questi minuti Partinico Dace Marsala, Lascari, Oratorio Marineo, Gela Unitas Sciacca e Casteldaccia San Vito Capo. Come dicevamo, Athletic prima in classifica, sono 68 i punti dalla squadra di Filippo Raciti, più 4 sul Gela, che appunto oggi affronta lo Sciacca, terzo, il big match di giornata questo qui, quello del Vincenzo Presti. Un gradino più sotto c'è proprio il San Giorgio Piana, magari il terzo posto lo sogna, ma ormai il quarto praticamente un obiettivo straordinario, essendo questa una matricola. Torres in mezzo all'area, prova il traversone, allora calcio d'angolo per la squadra di Filippo Chinnici. Dalla bandierina Giovanni Pace, che nell'ultima sfida vinta da Yarbresh ha messo l'assist per 2-0 di Pane Bianco contro la Parmonval. Parte il suo pallone, levato di testa, va a riprendere il Piana con questo nuovo lancio di Corso, sempre per Pace, cerca di infilarsi in mezzo a due, poi cade, l'arbitro è lì, non concede nulla, alla fine il fallo lo va a commettere lo stesso Pace su Mistretta. Allora calcio di punizione per l'Athletic Palermo, con
come dicevamo, Piana che ha battuto 3-1 la Parmonval. Terza vittoria nelle ultime 3, dopo quelle contro Partinico Dace e Castellammare. Athletic Palermo invece ha battuto la Don Carlo Misimeri 2-0. In questo caso parliamo della sesta vittoria consecutiva. Vittoria arrivata grazie alle reti di Salazar e Micoli, che oggi è assente per squalifica. Non c'è neanche Buon Giovanni a centrocampo, è rientrato invece Flores, che però non sta benissimo. San Giorgio Piana invece è rientrato Alaimo, manca invece Manno. Angolo Athletic, batte Concialdi, la sua traiettoria in mezzo per il colpo di testa di Raimondi sul fondo. Primo spunto della partita, ci prova l'ex Canicati. Sono stato invece Maltese con una doppietta in pane bianco a regalare al Piana una vittoria contro la Parmoval, che aveva inizialmente accorciato con Zerbo sul 2-1, poi Piana l'ha chiusa con Salvo Maltese ultimamente in forma. Lanciato Graci, cross in mezzo verso Pace, lontano la testa di Birardi, rimessa laterale vicino alla bandierina del calcio d'angolo. Pace verso pane bianco, ancora Birardi a chiudere, ancora rimessa laterale. La battuta di pane bianco su Maltese che controlla, ancora pane bianco morbido, Torres con la spalla per Maltese fino all'ultimo, deviazione angolo per il San Giorgio Piana. Ce l'hai, Va Giorgio Chinnici, io seguilo, dalla bandierina. Il pallone in mezzo, di testa, il colpo di Valenza, allontana Romano con i pugni, ripropone il Piana, ma c'è Insidis a spazzare in fallo laterale. Mazzotta dietro per Raimondi, nessun aggancio in fascia, la riprende il Piana tutto di prima, il cross di Graci, un po' lontano Maltese, Birardi la spazza, fuori, Piana che pressa la capolista. Scalisi contro Birardi, Scalisi se la porta fuori. La rimessa Sangare, la battuta è lunga, doppio colpo di testa, la rimessa è dell'Athletic che prende metri, qualche protesta di troppo.
Arbitro che già avvisa i giocatori in campo dal punto di vista delle proteste eccessive. Lanciato Spinola, controlla, eventualmente c'è Salazar disponibile, riceve l'argentino, poi si torna da Crivello. Valencia dietro per Raimondi, cambio di gioco a cercare Birardi, colpo di testa a chiudere di Panebianco. Concialdi batte la rimessa, Valencia non può raggiungere Mistretta, di testa Pace verso Torres che viene trattenuto da Valencia. Calcio di punizione per il San Giorgio Piana. Pace, Panebianco finisce fuori. Concialdi dietro, subito dalle parti di Crivello. Ancora Concialdi, Spinola, scambiano i due, va ancora l'ex Unitas Sciacca, ma trova Scalisi. Adesso il pallone di Birardi al limite, servizio di Mazzotta per Mistretta, fallo, no, non c'è nulla per l'arbitro. C'è il giallo per Mistretta, il primo ammonito della partita, simulazione secondo l'arbitro. Allora giallo. Sottofondo il solito gruppo organizzato dei tifosi del San Giorgio Piana, che quest'anno si è particolarmente divertito. Non c'è alcun rigore anche qui, stavolta dall'altro lato. Poi Concialdi si concede una giocata in scivolata, intervento a levar via di Tricoli. Mistretta, trattenuta, sì, punizione. Prende campo l'Athletic. Batte Concialdi, tutti al limite. Finta, poi si va con il pallone verso il secondo palo, finisce fuori, controllato comunque da Sise. Tredicesimo, sempre 0-0 al Licaoli. Panebianco dietro per Giorgio Chinici, adesso Duli sbaglia tutto. Raciti voleva subito questa battuta, tutto affidato alla gittata di Sciangare. Valencia dietro, Crivello, Mazzotta di prima,
così come mistretta di tacco Crivello, ma all'indietro per mettere in movimento Torres, che subisce fallo da Raimondi. Punizione Piana. In corsa i protagonisti del duello. Pace subito di testa Raimondi, anche Mazzotta, ancora Pace, prova a ricominciare il Piana, va dietro da Gracci, lancio profondo, lotta Torres, poi il pallone viene spazzato praticamente nella zona dei bagni pubblici dello stadio. È rimessa allora per il Piana, che è assolutamente nella partita. Si reclama qualcos'altro su Torres, che era comunque riuscito a fare passaggio in rovesciata a pochi centimetri da terra. Ancora Torres, il pallone in fascia per Corso, c'è soltanto rimessa dal fondo per l'Athletic, voleva il calcio d'angolo la squadra di Filippo Chinnici. Oh signore, oh signore, guarda il 3, signore, guarda il 3, signore. Avvisate il sottofunzionanti, guarda il 3. Buone ragazzi. Vai forte. Duli pressatissimo, anche Sise, c'è la presenza di Spinola. Non è uno dei punti forti di Lamine Sise questo qui. Lancio lungo da parte della difesa del Piana. Sangare se la cava Pace di testa. Corso, lotta, la recupera Maltese, ancora Corso. Passaggio tra le linee, Pace di prima per Torres, ancora Pace, la conclusione, traversa, il colpo di testa di Maltese. Romano la blocca, che chance per il Piana, pallone lento ma insidiosissimo. Pace e Maltese pericolosi. A soffrire ancora Alejo Romano. Corso, Scalisi, Pace di testa, ci ha provato anche Torres, Mazzotta un po' trattenuto, Crivello resiste a Torres, lo gira sì, ma se la porta fuori. Rimessa per il Piana, incitato dai suoi tifosi, proprio sotto la tribuna coperta del Licaoli, destinata ai tifosi di casa. Romano a terra, interviene lo staff medico dell'Athletic. Non dire una parola. Assistito Alejo Romano, accorcia la Don Carlo Misilneri, ha segnato
Sanna Sardo, Misilmeri 1, Super Giovane Castelbuono 2, segnato anche il Gela contro l'Unitas Sciacca, il gol di Gigante, Gela 1, Sciacca 0. A questo punto il Gela momentaneamente accorcia sull'Athletic Palermo in classifica. Athletic momentaneamente a 69, Gela a 67. C'è un pomeriggio davanti. Tutto ok per Romano, Piana che può battere la rimessa laterale, ma allontana Valenza, poi si fischia fallo su Mistretta. Punizione per l'Athletic. Batte Crivello, fida tutto a Raimondi, andare da Sangaré. Sponda provata da Mistretta, nel colpo di tacco di Duli, si finisce giù con questo fallo. Fischiato su Giorgio Chinnici. Lancio lungo di Scalisi, palla finisce fuori. Trattenuta la maglia di Scalisi, si continua a giocare con un batti e ribatti che favorisce il San Giorgio Piana. Duli, colpo di petto di Torres, c'è il fallo di mano di Raimondi. Attacchiamo la palla in mezzo, facciamo giocare Batte subito pace Torres, c'è Crivello davanti, pallone riciclato da Corso, si ritorna nella zona di Salazar, rimessa Athletic. Crivello per Spinola che lamenta una trattenuta. Allora punizione affidata a Valenza. Lungo la fascia si blocca Salazar, servizio per Mazzotta, cross da fermo, respinge Tricoli e calcio d'angolo per l'Athletic. Concialdi dalla bandierina, parte col mancino anche se l'arbitro fischia, ha visto qualcosa all'interno dell'area. Viene calmato Duli, colui che nel San Giorgio Piana rappresenta per origini la comunità Arbresh, che a sua volta rappresenta il San Giorgio Piana, anche se Duli è di nazionalità italiana. Parte Concialdi nuovamente di testa, allontana Graci, rimane lì l'Athletic con un'altra rimessa laterale.
C'è Sangaré alla battuta, che invece fa parte della colonia di giocatori arrivati dal Paternò in estate, proprio assieme a Filippo Raciti in panchina. Dai. È stato protagonista anche con le maglie di Modica e Ragusa, esperienza anche in Calabria con quella del Roccella. Fallo? No, su Torres. Spazza via Crivello di testa Duli. Valenza, attacco Mazzotta, la riprende Torres, manda pane bianco, c'è Birardi prima dell'ex IGA Virtus, allora rimesso dal fondo. Valenza per Sangaré verso Birardi, non in tempo. Altro fischio dell'arbitro, stavolta il fallo lo ha subito Tricoli. Il gioco nuovamente fermo, partita abbastanza spezzettata. Maltese, non proprio il attacco che voleva, ma se la riprende adesso. Ancora Maltese, larga per il cross di Giorgio Chinnici, non la prende nessuno in area. Ancora Maltese, non c'entra la porta adesso, sì, quasi sulla linea l'intervento. Quel colpo alto di Graci, ancora una volta il San Giorgio Piana rischia di passare in vantaggio con una doppia chance all'interno della stessa azione come prima. Romano ha segnato intanto il San Vito Capo a Marineo contro il Casteldaccia, la rete di Fofana. Casteldaccia 0, San Vito Capo 1. C'è troppo importante questo per la zona playout. Pace subisce fallo. Valenza vuole spiegazioni, l'arbitro parla con Sangaré. Corso, concetto di Concialdi. Punizione Piana. Assistente. Col mancino
Giorgio Chinici oppure Pace con il destro, vediamo un po'. I due si mettono d'accordo. Sembra voler partire Pace, però Cialdi ha bisogno di rispettare le distanze. Pace lascia tutto a Giorgio Chinici, di testa il colpo centrale di Maltese, nessun problema per Romano che mette a correre subito Spinola, duello con Scalisi, pallone scorre fuori. Crivello, Valenza. Con Cialdi, cross in mezzo, di testa Spinola ci arriva, poi la correlazione, il gol in porta di Domenico Mistretta, 1-0 Athletic, alla prima vera occasione della partita dei nero-rosa, tutta la panchina in campo ad esultare con il settore ospiti, 0-1 al Licaoli. A testa, dai, oh mister, e basta, mister, 1-0 Athletic. mister, non ci ha detto niente, oh, ciao Pio, ciao. pensa a giocare, sa. Dialogo acceso tra Torres e Filippo Raciti. Con l'Athletic che è passato avanti, gol di Mistretta. Stretti qui. Bravo Mimmo, bravo. Fallo qui di Mazzotta, punizione per il Piana che non ci sta per nulla. Senza farti saltare. Pace. Allora è mantenuto passo da Torres. Qui l'ultimo tocco è di Maltese. Ancora. Di testa ancora Birardi. Non ci arriva con Cialdi. Rimessa Piana, già battuta. Torres non riesce a metterla giù, poi Mistretta subisce fallo da Scalisi. Ehi, attenzione, forza! Rimessa lunga di testa Raimondi, chiude ancora con il Piana che non smette di provarci. Raimondi con il ginocchio, qui non l'aggancia Salazar. Nuova rimessa Torres, si mette davanti Valenza, in stretta giù, poi Spinola la spazza. Comunque punizione per l'Athletic.
sembrava essere pronto Romano, ma effettivamente la distanza dal pallone per la rincorsa era troppa. Qui Sise rinvia. Lascia scorrere. Torres poi a riprende l'Athletic con questa iniziativa. Spinola messo giù, altro fallo. Costantino Birardi, se esce la palla devi calciare, non devi stoppare. La battuta di Spinola, centrale per Sise. Ci va Mimmo, ci va Mimmo, ci va Mimmo. Tu segui l'uomo. Dai Mimmo, calma, Metti in mezzo. In mezzo, Zuli. Mimmo. Tricoli. Fallo sfavorevole per Gracci. Ora va ancora l'Athletic. Mazzotta fermato. Arbitro fischia. Altra punizione da quel lato, dove c'è Concialdi. Va Concialdi verso la testa di Valencia, l'arbitro ferma tutto. Bravo Bira! Bravo Bira! Fai pressione! Roberto! Pippo! Arrivi! Si butta! Bravo, Sandro! Maltese sbaglia l'aggancio. Allora rimessa per Sangaré. Alza Crivello verso Spinola. Fallo in attacco. Tanto è 1-1 tra Partinico Dace e Marsala. Speriamo di darvi anche i marcatori nel corso del pomeriggio. Pane bianco. Gracci abbondantemente in ritardo. Porta su. Bravo, così. Mira, prendi uno. Siamo verso la fine del primo tempo.
L'Athletic che è passato avanti alla mezz'ora con stretta. Valenza al volo. Vedete come Gli buca! Maltese verso Pace. Vai in mezzo! Avanza il Piana, passaggio per Pane Bianco, il tacco con Maltese più verso il centro dell'area che dalle sue parti. Passaggio sbagliato. Allora Giorgio Chinici dietro. Corso ancora Chinici. Va bene, il centro. Duli contro Spinola. Subisce fallo. Corso. Duli. A scambiare con Scalisi. Ancora in mezzo lì. Cambio di gioco di Pane Bianco. Tricoli. Passaggio di Scalisi sulla testa di Raimondi. Qui è fallo su Graci. Entrare in aria. Ehi, tieno! Attacca la palla! Occhio a Torres dentro l'area, risponde Valenza, ancora Torres insiste. Riprende Pace. Potrebbe crossare. Effettua il cross Romano un po' in difficoltà in due spazzare il tiro. Provato da Torres, ancora il pallone che scorre. Va fuori e nuovamente il Piana. Una doppia chance. Proteste verso l'arbitro. C'è un cartellino per Pace. Secondo ammonito della partita. Paolo! Pareggiato intanto lo Sciacca a Gela, segnato Caternicchia, Gela 1, Sciacca 1. Atletic che torna con il suo solito distacco, cross in mezzo dalla bandierina di Giorgio Chinici. C'è Pane Bianco a recuperarla. Intanto Graci a terra in aria, pallone su Pace, fermato da Spinola che non la mantiene in campo. Non aveva comunque tante possibilità di andarsene in contropiede. Tiene palla il San Giorgio. Duli. Adesso Scalisi. Attacca Toto! Torres. Largo da Pace. Sguardo verso l'area, il cross in mezzo verso Pane Bianco. La blocca Romano. Occhio alla pallone per Birardi. Spalla contro Giorgio Chinici, di testa Duli allontana. Non è che arriva in panchina dal Piana. Sangare verso Spinola, non controlla nel migliore dei modi. Allora rimessa dal fondo per Sige, 2 più recupero alla fine del primo tempo.
Pace, Scalisi per Giorgio Chinnici. Tese verso la profondità, Torres e Sangaré si scontrano, Torres finisce su Sangaré. La seconda, David. Totò. Lato Mimmo. Pace sente un colpo in volto. Spinola l'aspetta fino all'ultimo, zampata di Tuli in calcio d'angolo. Va come al solito Piero Concialdi. Pallone in mezzo, Raimondi sfiora, non la prende totalmente nessuno. Tutti a sfiorare. Sì, verso Pace. Torres. Dentro il campo, no. Uno. Ma chiedi dove? Avanti, andato giù subito. Concialdi. Figli. Crivello. Siamo dentro il tempo di recupero. Spinola si accentra anche con qualità. Pallone su Birardi, finisce qui il primo tempo, 1-0 Athletic. A Piana degli Albanesi decide in stretta alla mezz'ora, nonostante il Piana abbia avuto tantissime chance in più nel corso di questi primi 45 minuti. Noi ci ritroviamo tra meno di un quarto d'ora per il secondo tempo, sempre in diretta dal Licaoli. È stata dura come mi aspettavo, nel senso che comunque poi le ultime partite di campionato, quando poi i punti pesano ancora di più, non è sempre semplice fare anche la prestazione. Diciamo che oggi da questo punto di vista non è stata sicuramente una delle nostre migliori partite, però abbiamo dimostrato maturità, per cui l'importante era vincere. Abbiamo chiuso, diciamo, questo risultato, ritengo meritatamente. Questa vittoria la portiamo a casa e quindi non posso che fare complimenti ai miei ragazzi che stanno correndo veramente tanto in questo campionato. Spingeremo fino alla fine nel tentativo di ostacolare questi avversari del Montelepre, che stanno facendo anche loro un grandissimo campionato, e vedremo alla fine chi avrà più punti. Dico sempre ai miei ragazzi, non dobbiamo avere rimpianti, e devo dire che questa fine di campionato mi stanno dando delle grosse prestazioni. Ripeto, non sempre si può avere qualità, non sempre si può avere, diciamo, il controllo della partita. Oggi abbiamo affrontato una signora squadra, perché lo Sport Palermo, gli elementi che compongono questa squadra li conosco, molti li ho allenati. Era una squadra che doveva fare un altro tipo di campionato, si sta ritrovando alla fine a salvarsi alla fine, ma sicuramente in termini proprio di qualità di uomini è una squadra che vale sicuramente, diciamo, le parti alte della classifica. Andrà il solito problema poi alla caviglia, che si porta avanti ormai da mesi. Cagnina non lo so, è stato un po' influenzato in settimana, poi mi ha chiesto il cambio, però dico niente di grave sicuramente. Sono tutte finali, quindi ci prepareremo come abbiamo sempre fatto e cercheremo di
come dire, di portarci bottino pieno. Non sarà semplice perché anche lì affrontiamo una squadra molto forte, però intanto godiamoci questo fine settimana, questa vittoria, e da martedì cominceremo a pensare alla prossima partita. Noi siamo venuti qua cercando di portare un risultato positivo, sicuramente fino all'ultimo ci abbiamo creduto, certamente se fa gol di Grammauta magari la partita un po' cambia, però insomma posso dire che abbiamo incontrato una bella squadra, una squadra molto compatta, e noi abbiamo cercato sempre di fermarla facendo per me abbiamo fatto un'ottima prestazione. Abbiamo subito quel gol all'inizio che magari ci ha un poco scombussolato i piani, però posso dire che la mia squadra anche dopo l'1-0 ha fatto un primo tempo abbastanza buono, pressando e attaccandolo, infatti abbiamo corso pochi pericoli. Nel secondo tempo magari anche il caldo, la stanchezza giustamente insomma ci ha un poco tagliato un po' le gambe, però nello stesso tempo abbiamo dato un po' di spazio a loro, però nello stesso tempo abbiamo sfiorato il gol un paio di volte, un gol hanno preso loro sulla linea e l'altro su Grammauta che insomma tu per tu col portiere gliela palesa, perciò diciamo, posso dire insomma che insomma sono contento perché ce la siamo giocati contro una grande squadra, perciò insomma ben venga. Ora ci ne mancano 2 partite e dobbiamo cercare di fare 3 punti per arrivare alla salvezza matematica. Ho avuto la fortuna di trovare dei ragazzi innanzitutto che mi stanno seguendo e mi hanno seguito, perciò abbiamo sistemato un poco, io gioco con 4-4-2, poi è normale che devo dire pure che io sto giocando con 7 under in campo, più la panchina tutti under, diciamo insomma ho soltanto 4-5 over, perciò diciamo però sono contento perché anche gli under mi stanno dando una grande soddisfazione, mi stanno seguendo, perciò di questo anche sperando che arrivi al più presto la salvezza penso di essere abbastanza soddisfatto. Margheritese incontreremo dovremmo fare un'altra battaglia, perché io dico sempre ai miei giocatori che da quando sono qua sono tutte delle battaglie da vincere, e noi non dobbiamo pensare se la Margheritese è salva, non dobbiamo pensare a nessuno, dobbiamo pensare a noi stessi e cercare di vincere. Chiedo scusa in anticipo ai sostenitori di Sport Sicily, però oggi non voglio parlare di calcio, oggi voglio parlare del fatto che la federazione ancora non ha rispetto del lavoro delle persone, non ha rispetto del lavoro delle società che fanno tanti sacrifici per partecipare a questi campionati. Oggi è riuscito quasi a far litigare 2 squadre in cui in campo c'erano tanti amici, gente che si conosce da tanto tempo, e per la sua conduzione folle e scellerata oggi la partita non si è potuta praticamente giocare mai perché i nervi erano tesi, a prescindere dagli episodi. Che a fine gara io non voglio parlare, non voglio entrare nel merito delle decisioni che poi secondo me sono palesi, ma non voglio parlare di questo, voglio parlare del fatto che una gestione scellerata non permette a 2 squadre di poter giocare una partita di calcio. È colpa sempre della federazione che con i sacrifici delle società e dei club si permette il lusso di mandare arbitri da fuori e venire qua in maniera inadeguata ad arbitrare partite come queste. Oggi non parlo di nient'altro, chiedo scusa ai tifosi di Sport Sicily, io non sono una persona che vuole parlare di arbitri, nemmeno oggi voglio parlare degli episodi perché non ne parlo, ma della gestione scellerata di queste persone oggi ne parlo e basta così, non è una partita di calcio oggi. Grazie e buona serata. Avevo detto ai ragazzi che la nostra salvezza passava pure da questa partita, perché comunque ormai tra Folgore, questa e le altre 3 trovano 3 finali di Champions League, se ci vogliamo salvare dobbiamo vincere tutte. Oggi l'abbiamo fatto veramente bene, dispiace solo per qualche episodio, però è normale, non possiamo essere perfetti, abbiamo vinto e siamo contenti. La paura no, però c'è stato un arbitraggio che secondo tempo non ci ha fischiato nemmeno più una punizione, a detta pure da loro, comunque c'erano 6-7 punizioni che non ci ha fischiato e ci ha fatto schiacciare, però la squadra ha reagito veramente bene e ha portato in porto questa vittoria che è troppo importante e salutare per noi. Peppe non è un panchinaro, Peppe è un giocatore che comunque in questa categoria può giocare tranquillamente. L'ho fatto rifiatare un po' perché l'ho visto un po' stanco, ho visto Sheriff che stava bene in settimana pure con la Folgore, infatti oggi ha fatto nuovamente gol, ha fatto 2 gol in 2 partite, possono giocare tutti in questa squadra, credimi, anche gli juniores ottimi, sono contento che c'è questo gruppo, però dobbiamo continuare così perché la salvezza passa da domenica
contro il San Vito. Se ci vogliamo salvare dobbiamo passare sopra il cadavere del San Vito, è normale, perché se vinci lo scavalchi e ti metti 2 punti sopra sei matematicamente salvo, però aspettiamo ancora, perché il San Vito è un'ottima squadra, a dicembre ha fatto degli ottimi acquisti, oggi ha perso con una grandissima squadra che è il Gela. Vediamo domenica quello che succede. Si è sentito tirare alla dottore, vediamo in settimana cosa Mirko, speriamo di nulla di grave per averlo in queste partite. Finalmente torno in panchina, perché gli arbitri appena mi vedono non lo so che gli succede, li hanno visto dentro lo spogliatoio e mi hanno dato 3 settimane di squalifica, non lo so, comunque. Ritorno in panchina, sono contento e facciamo questo rush finale perché è importantissimo per tutti. Secondo me, nonostante lo svantaggio iniziale, ero abbastanza sicuro della prestazione dei ragazzi che avrebbero potuto fare oggi. Dice, ma perché questa sicurezza? Questa sicurezza mi veniva da come si erano allenati in settimana. Siccome ho visto che sono stati fatti 2 allenamenti seri, oggi ero abbastanza tranquillo, anche se poi siamo partiti sotto 1-0. E poi per fortuna alla fine ho avuto ragione. Non vorrei sbagliare, forse è stato il secondo gol, comunque sempre molto molto importante. Lollo è quel ragazzo che tutti vorremmo avere in squadra, perché è quello che fa gruppo, è quello che è pronto a difendere il compagno, è quello che quando viene chiamato in causa, possono essere 2 minuti, 3 minuti, 10 minuti, mezz'ora, dà sempre il massimo. Quindi poi giornate come oggi, che realizza pure il gol, dico, per me, io sono stracontento per lui. Tra l'altro gli faccio pure gli auguri perché ieri ha fatto il compleanno. È veramente un'emozione indescrivibile. A parte che è difficile rimanere 100 panchine con la stessa squadra, perché di solito quando le cose vanno male il primo che salta è l'allenatore. Invece devo dire che con Gabriele, con Pazzaia, ma con tutta la dirigenza stiamo creando qualcosa di grazioso. Tutto è partito dalla Serie D e da lì in poi è stato un crescendo. Il primo anno abbiamo sfiorato i playoff, il secondo anno siamo arrivati secondi all'ultimo secondo, proprio, quindi giustamente dicevi delusione, grazie. Secondi all'ultimo secondo di una finale è bruttissimo. Il terzo anno invece è stato un successo perché abbiamo vinto praticamente tutto. Questo è il quarto anno e sta andando nettamente sopra quelle che erano le aspettative. Che dirti, sono stracontento, ma soprattutto non per il risultato. Io sono stracontento perché il martedì, il giovedì, il sabato, quando vengo ad allenarmi, per me non è un peso, per me è un divertimento, perché si è creato veramente un bell'ambiente, si ride, si scherza, ci litighiamo e facciamo pace. Anche oggi è capitato. Quindi dico, quando ci sono tutti questi elementi non posso che essere contento, orgoglioso e fare i complimenti a tutti. 100 panchine sono tante, ma la cosa più bella, lo sai che cos'è secondo me? Che di queste 100 oggi sono 73 vittorie ed sono orgoglioso anche di questo risultato.
Occhio, siamo contro vento. È iniziato il secondo tempo di San Giorgio Piana Athletic Palermo, 28ª giornata del girone A di eccellenza siciliana. Ci prova subito Mistretto, l'autore del gol, alla mezz'ora, ma il Piana ha avuto grosse chance di portarsi in vantaggio, anche per un po' di sfortuna non è arrivato il gol. Vedremo che il secondo tempo sarà nessun cambio all'intervallo. Attenzione a questo lancio lungo percorso, Romano in angolo. Questa qui si aggiunge alle chance del Piana del primo tempo. Seguiremo questo tiro dalla bandierina, poi faremo il recap delle formazioni e dei risultati degli altri campi, perché ci sono novità. La battuta in mezzo con l'uscita di Romano, che rimbalza al limite dell'area e fallo su Spinola. Dunque San Giorgio Piana con il 3-5-2, Sisè in porta, Tricoli, Duli e Giorgio Chinici in difesa, Graci, Pace, Corso, Scalisi e Pane Bianca a centrocampo, Torres e Maltese in attacco. A disposizione in panchina Marino per la porta, poi Gaio, Miliziano, Pizzo, Alaimo, Visconti, Colicchia, Di Fatta e Graziano. Risponde l'Athletic Palermo anche in questo caso con il 3-5-2, Romano in porta, Crivello, Raimondi e Sangaré in difesa, Girardi, Concialdi, Valenza, Mazzotta e Salazar a centrocampo, Mistretta e Spinola in attacco. A disposizione in panchina Di Carlo per la porta, poi Torres, Martignetti, Azzimati, Insidis, Prezzabile, Calagna, Matera e Flores. C'è il primo finale del pomeriggio, finita 2-2 tra Don Carlo Misimeri e il super giovane Castelbuono. Ai gol di Prestiani e Ronde sono arrivati i due del Misimeri con il pareggio decisivo di Pellegrino. Dunque Don Carlo Misimeri 2, super giovane Castelbuono 2. 1-1 tra Partinico Dace e Marsala, con il Marsala che si è portato in vantaggio con Giardina, poi il pareggio di Miceli. 1-1 anche tra Gela e Unitas Sciacca, il vantaggio di Gigante per il Gela, poi il pareggio di Caternicchia. San Vitolo Capo avanti in trasferta contro il Casteldaccia grazie alla rete di Fofana. Dunque Casteldaccia 0, San Vitolo Capo 1. Qui a Piana ammonito Maltese, il giallo estratto dall'arbitro.
Ancora nessuna novità dalla Scari, tra Lascari e Oratorio Marineo. Qui stretta, ancora a provarci, non inquadrando lo specchio della porta. Siamo qua. Torres, Pace verso Maltese, non trovato. Allora di nuovo c'è Crivello a fermare l'azione e a lanciare Spinola. Arriva però Duli e il suo colpo di petto qui con Cialdi in anticipo. Spazza Salazar. Adesso con Cialdi, con Spinola che finisce a terra. Pallone buttato fuori. Ma tu devi aiutarlo, Arbitro Marco Ventrone di Roma 1 a controllare la situazione. Spinola si rialza, gli assistenti sono Pietro Fardella e Gaspare Piranio, entrambi di Palermo. Ma non c'è motivo. Oh, non c'è bisogno! Calma! Oh! Uscite da fuori il gioco. Calma, oh, non c'è bisogno di queste cose. Io non l'ho visto, stavo seguendo la linea difensiva. La palla è qua. La palla qua, la linea difensiva è qua. Signore. Laggiù era, prima. Però guardalo sempre, arbitro, perché ancora non ha preso. Occhio a Spinola che svirgola il suo tentativo. Colpo di testa fuori di Gracci. Rimessa Athletic. Mazzotto dietro, poi tentativo di Salazar. Siamo qua, sì, sparo, gioca, devi giocare. Dai, Dai. Giochi, non giochi. Che cazzo vuole? Tu stai dormendo. Bevi! Solo. Valenza Attaccalo! alza per Salazar che la mantiene in campo. C'è anche Spinola, poi l'arbitro ferma tutto. Vieni, Sala. È sulla linea. Sala. Piero, prova a girare, Piero. Dio. No così. Siamo lunghi, non ti... Non ci allunghiamo, ancora. Qua. Vieni, Mimmo, vieni piano piano. Dio. Pace, tanti palloni di prima, cerca di allontanare Crivello, poi il tiro di Torres, deviazione
di Raimondi. C'è angolo. E ne arriva un'altra di chance importante per il Piana. Con Santiago Torres. Batte Pace. Una battuta corta, pallone in mezzo, colto da Romano. Andiamo! Vicini! Salta così, bravo! Tanto non usciamo nulla. Oh, c'era uno libero prima. Rimessa per il Piana. Battuta lunga. Senza mani, sto qua. Trattenuta. Segnalata fallosa. Punizione subito battuta. Giorgio Piana che vuole assolutamente il gol. Spallata di Corso sulla pallone. Controllo di Mistretta. C'è il fallo su di lui. Il rilancio di Sise. Direttamente sul fondo, allora l'Athletic a centrocampo. Qui il cross di Sangaré. Sise. Non rimbalza! Raimondi di testa. Dai, Mimmo! Serie di colpi. Scalisi. Sportellate con Mistretta. Corso. Adesso Mazzotta, fallo di Scalisi. Movimenti a bordo campo, si scaldano le riserve di entrambe le squadre. Spinola e spalla la porta, calcia, diagonale fuori. A mettere i brividi alla difesa del Piana. Dai, Qui c'è il fallo di Concialdi. Non
particolarmente apprezzato dai tifosi delle Piana. Altro intervento duro, stavolta su Tricoli, c'è il giallo per Spinola. Dunque tutto l'attacco dell'Athletic in questo momento è ammonito. Spinola contro 3 avversari, nessun fallo. Il Piana prova a sfruttare in velocità questi spazi. L'Athletic ritorna in tempo. Arriva tutta la fine da Romano. Forza raga, dai! Guarda le mani! Spinola su un fallo. Allora viene lanciato Torres, anticipato dalla presenza di Sangaré. Forza, forza, forza raga, sveglia! Vento! Attento Antonio, lato! Piana che tra poco effettuerà il primo cambio. Entrerà Miliziano. Pace. Anche in questo caso nessun fischio di Ventrone. Spinola. Mazzotta. Prova il tunnel. Salazar resiste su Graci. Ancora Salazar dietro il pallone di Valenza a raggiungere Birardi, pallone morbido in mezzo di testa Duli, prima di Mistretta, tutto regolare. Pallone di Scalisi largo. Maltese, cross, attraversa tutta l'area, c'è il colpo di testa di Birardi. L'Unitas Sciacca ha rimontato a Gela il gol di Aldo Genco. Gela 1, Unitas Sciacca 2. Paolo! Occhio perché le dinamiche della classifica cambiano. Tuli! Atletic in questo momento ha 71 punti. Gela che rimane a 64. Lo Sciacca è salito a 55. Ha pareggiato anche il Casteldaccia contro il San Vito Capo 1-1. Il tiro da fuori bloccato da Romano. Spegne queste speranze per il Piana.
Concialdi. Fermato Salazar. Si va con il primo cambio della partita. Esce Mattia Scalisi. Entra Miliziano. Dentro Vincenzo Miliziano. Ha dovuto fare i conti con un infortunio nel corso di questa stagione. Roby! Guardiamo l'attenzione ora, Stai ammonito, stai attento. Non è apparecchia su la situazione. Ok? Magari lui è ammonito, vero? L'ho detto tutte e due, visto? Sempre 1-0 alla Licaoli. Non cambia niente, Robby, Con questa punizione per l'Athletic Palermo, che sta decidendo la partita grazie al gol di Mistretta alla mezz'ora. Vai, Santi. Totò! Mancano poco più di 20 alla fine. Aspetta, Marco, aspetta. Si procederà con il piano in 10 per l'espulsione di Pace. Veniamo. Situazione che sembrava migliorare con fiducia data la mole di occasioni avuta dal San Giorgio Piana. Questo fattore complicherà lo svolgimento della propria partita. Passaggio lungo linea, esce Sise, spazio in mezzo al campo. Punizione Piana. Corso. Adesso Giorgio Chinnici per Tricoli. Miliziano. Corso in anticipo. Arriva Maltese.
Dulli dietro da Sisè. Far ricominciare l'azione. Cambio, signore. Sì. Prima da Piero. Sala 14. Anche l'Athletic effettuerà il proprio primo cambio. Un apprezzabile qui. È andato a terra Gracci. L'intervento di Birardi, si va con il cambio. Lino. Pippo. Esce Spinola al suo posto. Apprezzabile. Vieni. Vieni. Su destra Conte, vieni. C'è il 2-2 del Gela con Agudiak. Gela 2, Sciacca 2. A questo punto il Gela si riprende uno dei 3 punti che inizialmente aveva guadagnato da questo pomeriggio, nel momento in cui l'Athletic era ancora sullo 0-0 qui a Piana. Saliamo. Stretta insegue il pallone contro Duli. Spazza anche Tricoli. Altri colpi. C'è il nuovo entrato apprezzabile che serve dietro a Sangare. Scambio con Valencia. Ancora apprezzabile da capo, dove c'è Romano. Occhio anche al fattore vento. Qui il rinvio non è un granché. Viene messo comunque giù. Apprezzabile Fortunato. Larga per Birardi. Stavolta la fortuna non premia Mistretta. Rimessa per il San Giorgio Piana. Mario, ti dimostra Mario. Ma fai questa cortesia. Ecco Sala. Mario, porta Mario. Giorgio Chinnici riesce a toccare di testa Salazar, poi il pallone va da un lato all'altro, non lo prende Gracci. E Piana che va con il secondo cambio. Entra Visconti. Esce Pane Bianco. Dunque fuori Pane Bianco, dentro Visconti. Si rafforza il centrocampo. Cambio più conservativo invece quello dell'Athletic. Con l'ingresso di apprezzabile centrocampista al posto di Spinola, attaccante. Con Concialdi che si va ad allineare con Spinola.
Qui la punizione per il Piana. Non tossire sulla palla. C'è Giorgio Chinici assieme a Corso. Chinici corto per Corso che va in mezzo. Pallone va fino in fondo. Romano devia ma c'è fuori gioco. Vicino a Mimmo. La seconda Ale! La prende Mistretta, anche Duli, adesso Mazzotta per Concialdi. Pallone a cercare Salazar. Sì. La controlla fino all'ultimo. C'è però Mistretta a terra. E allora ha chiamato Matera dalla panchina. Difficoltà l'autore del gol. C'era Dio e ora no, ci fate tirare, quindi lo levo, deve uscire, deve uscire. Sono levati. Manda pirati, manda. Capito Ale? Alessà, sotto era. Ha giocato. Fuori Mistretta. Per infortunio. Da capire le sue condizioni. Pronto ad entrare Federico Matera. Se lo lascia fuori. Secondo cambio anche per Raciti. Tanto è arrivato il dato spettatori dall'assistenza di produzione. I presenti al Licaoli questo pomeriggio sono 254. Occhio a Corso. Di testa Sangare all'indietro. Per Romano. Tu! Vicino dove cade! Viene chiesto a Concialdi di saltare, ma la sua altezza non lo premia. Comunque l'Athletic rimane in possesso. Apprezzabile. Su Visconti. È uscita la palla, andò dietro. Torres ne ha 3 davanti. Mazzotta lo stava bloccando, poi Raimondi spazza. Di testa Tricoli, ancora Torres. Non ci fermiamo! Arriva Valenza per servire Prezzabile. Sola dietro ma non c'è nessuno. I compagni erano rimasti Dai Naghi, un passo, lato opposto, un passo, proprio davanti agli occhi dell'ex vibonese. Il gol del Marsala a Terrasini contro il Partinico Dace ha segnato Pedalino. Partinico Dace 1, Marsala 2. In mezzo!
Forza, finì, forza! Meno di 10 più recupero. Alla fine. Partita ancora in bilico. Piana che non si fa pericoloso. Adesso recupera questo pallone a cercare Miliziano. Di testa Duli. Corso. Scontra con Mazzotta. Tutto ok. Duello con Matera e Tricoli. La rimessa del Piana. Forza, forza, raga! Indietro. Fermato Giorgio Chinnici. Mezzo al campo. Punizione subito battuta dalla Piana. Dai, dai, dai! Entrerà anche Graziano in questo finale per Jarbrecht. Dove cade tutti, dai! Santa Fede! Dai, dai, dai! Ora! Sise Dai! di testa chiude Salazar. La rimessa di Miliziano, ma prima il cambio. È un doppio cambio. Andiamo con ordine. Esce Maltese, entra Graziano, cambia in attacco, esce Duli, entra Gaio. Si rivede dopo un po' di tempo in campo. E si va a prendere la fascia da capitano da Sise. Vai, perché il mezzo, forza! Ora il momento! Eccolo qui, Fabio Gaio. Visconti. Verso Miliziano, che poi si scontra a palla lontana con Salazar. Marchiamo ragazzi, sei il nostro! Rimessa per l'Athletic Palermo di testa Matera verso Concialdi. Pallone che arriva nella zona di Corso, ancora Miliziano contro Salazar. Riprendono Mazzotta e l'Argentino. Ultima deviazione a favore dell'Athletic. 30 secondi facciamo una palla fuori, Crivello, Mazzotta giù dopo lo scontro con Graziano, anche lui dopo un periodo di assenza sta facendo rivedere, entrerà nell'Athletic Calagna. Signore, entra 21, 23. C'è Concialdi. Vieni Piero. Non faccio io. Dai Gianni. Dai Gianni. Bravo Pieri. Punizione per gli ospiti. C'è Crivello in mezzo di testa Gaio, il tiro al volo fatto proprio da Calagna penetrato.
dato la notizia al direttore. Prezzabile. Altro scontro con Graziano in evidenza. Adesso Cristian Visconti. La passa però a Valenza. Lo marca Torres. La riprende Visconti. Pallone sul corpo di Mazzotta. Dai! L'arbitro ferma tutto. Dai, Pelé! Ale! Sono due di nuovo! Punizione piana. Ha segnato il San Vito Capo contro il Casteldaccia. Il gol di Desiderio Garufo. Casteldaccia 1, San Vito Capo 2. Roberto Scala! Fuori gioco! Giorgio Chinici in mezzo, di testa il colpo di Matera. E poi il pallone viene preso da Romano. Forza, saliamo! Ragazzi, la palla che cade poi, è roba nostra. È roba nostra, Fallo su Visconti. Signore, siamo anche noi, siamo anche noi. Va Gaio alla battuta. Adesso Calagna a terra per il fallo di Graziano. Serie di proteste per questi contrasti non sanzionati dall'arbitro. Il corso finisce a terra per il fallo, stavolta sì, di Prezzabile. Allora, punizione piana, ultime speranze. Sempre di più verso il 90°. Alla Licaoli. Visconti a ingannare Matera. Anche questo pallone che viene bloccato da Romano. Non c'è tempo, dai che sei un mostro, dai che sei un mostro. Rilancia il portiere dell'Athletic, di testa Matera. Salazar verso il centro, pallone di Calagna. Lo ferma Visconti assieme a Corso. Torres non può andare. Prezzabile dietro. Prezzabile sta giocando con Romano. Un recupero Athletic, Prezzabile avanti verso Matera, pallone in mezzo al campo da Mazzotta, si è fuori, Mazzotta da centrocampo, 2-0 Athletic, la chiude così la capolista con la difesa del Piana assente, tutti da abbracciare, Antonio Mazzotta. E adesso i giochi possono considerarsi chiusi con questo gol. Tocco morbido, è servito solamente questo per battere Cissé 2-0. Signore, 4 di recupero. La Licaoli.
Piana, lo ricordiamo, indebolito dopo l'espulsione di Pace al 68esimo. A bortocampo si controlla il risultato del Gela contro lo Sciacca. Va bene, dai! Un altro fallo fischiato. Torres, spinto da Matera. Dai, silenzio! Gela è ancora 2-2. Athletic che in questo momento sta prendendo 2 punti in più in classifica. Pinardi! No! Il Piana ci prova, primo finale delle partite delle 16. San Vito Lo Capo ha battuto il Casteldaccia 2-1. Parte del pallone in mezzo di Giorgio Chinnici verso il fondo. Non è matematica. Sono seguiti, ma sono partite. Non c'entra un cazzo. Ultimi 30 secondi, poco meno da giocare. Pomeriggio molto importante. Ai fini della promozione storica dell'Athletic Palermo in Serie D. Non sarà aritmetica, ma poco ci manca. Triplice fischio ufficiale, 2-0 dell'Athletic Palermo sul campo del San Giorgio Piana. Prima Mistretta, poi Mazzotta, per un passo importantissimo verso questo salto per quella che di fatto è la seconda squadra di Palermo dopo quella cittadina in Serie B. Al 30esimo Mistretta, al 90esimo Mazzotta, in mezzo all'espulsione di Pace al 68esimo. Complicato le cose al San Giorgio Piana. Prossimo weekend Piana che giocherà a Castelbuono contro la Super Giovane. Lì potrebbe esserci la festa. Pardon, in casa dell'Accademia Trapani ovviamente è il Piana che giocherà a Castelbuono con la Super Giovane quando mancano sempre meno partite alla fine di questo campionato di eccellenza. È tutto dal Licaoli, grazie dell'attenzione, ciao da Salvo Gerace, alla prossima.